No, I'm not a writer. E buongiorno Italia, oggi facciamo un qualcosina un po' diverso dal solito, sì. Oggi è arrivato un pacchetto molto interessante. Ci è arrivata la nostra prima cosetta da recensire. Cioè siamo whip adesso, capisci? Allora, cosa succede? Molto spesso, siccome diciamo tanti sanno che io sono non un esperto ma un appassionato diciamo di informatica e di avolerie elettroniche, no? Allora succede che qualche fan, o soprattutto gli amici, mi hanno spesso chiesto se conosco una buona action cam, che sarebbe una telecamerina tipo la GoPro, però accessibile, cioè una roba sì decente e buona, però insomma che non ti costi un rene e un polmone, no? Tipo una GoPro. E allora guarda, oggi abbiamo da provare questa cosina qua che ci è stata gentilmente regalata per fare il test, e noi la testiamo a 360 gradi, ossia unboxing. Allora, sì cane, sì, no, ho detto unboxing, non ho detto gatto o roba del genere. Che faccia che mi fai? Stai tranquilla, sta ziolda. Carina intanto la scatoletta. Oh, già vedo una cosa molto interessante, due cose molto interessanti. Prima cosa interessante è che ha l'attacco universale come quello della GoPro, il che significa che trovi in commercio 50.000 tipi di accessori, agganci e via discorrendo. Altra cosa molto bella, vedo che ha già la custodia subacquea. Questa è una cosa molto interessante. Andiamo ad aprire. Ha una cosa ancora molto più interessante, che adesso andiamo a vedere bene parte per parte. Ha il monitorino dietro. Con la GoPro diventi matto perché non vedi niente, almeno su quelle vecchie, no? Wow, che ha cosa molto bella. Qui il supporto per la micro SD, quindi credo sia da dover acquistare separatamente. Adesso vedo di tirarne fuori una, quindi mi tocca posporre un attimo la prova delle action cam. Intanto io la accendo. Che simpatica, guarda. Beh, ti dice sì, no card, giustamente. Wow, la ripresa nel display è estremamente fluida. Questo guarda che roba, questo sì, questo non possiamo dire niente. Di default vedo che è impostata a 1080p a 60 fotogrammi al secondo, quindi risoluzione Full HD, ossia la risoluzione a cui sei abituato a vedere i miei video su YouTube. È solo un peccato non poter procedere con il test perché mi manca appunto la schedina, ma cos'altro c'è qua? C'è altra cosa ancora. Allora, a vederla così è già molto elegante, ha le stesse identiche dimensioni della GoPro. Una cosa che ho apprezzato subito è il materiale, diciamo è una plastica leggermente gommata, ma come puoi vedere tutto attorno è stata fatta questa specie di serie di scanalature, no? È veramente piacevole al tatto, nel senso che ti dà quel senso di sicurezza, quel senso di grip, no? Cosa bellissima il display dietro, che dopo andiamo a vedere. Batteria la troviamo qui sotto, andiamo a vedere. Batteria, c'è una batteria al litio da 1350, ottima direi, e c'era Grey. Vero che non vorrei sembrare un po' troppo di parte nella recensione di questa telecamerina che mi è stata gentilmente regalata proprio per fare la recensione. Io ti farò una recensione assolutamente veritiera, nel senso che adesso facciamo l'unboxing, ossia l'apertura del pacchetto per vedere tutto il contenuto, e successivamente farò i test proprio ovviamente con questa action cam, quindi in situazioni critiche, nel senso all'interno del camper, magari di sera o col nuvolo, proveremo varie situazioni. Al momento devo posporre un attimo il test perché l'unica cosa che non è inclusa è la micro SD, giustamente, e adesso vedrai perché dico l'unica cosa, perché dentro cosa abbiamo trovato? Ermale di accessori che ti riassumo brevemente così. Allora, anticipiamo che questa action cam ha gli attacchi universali, il che significa che puoi utilizzare anche gli accessori GoPro o di altre action cam. Questo è un aggancio col biadesivo, tu metti la placchetta, te la attacchi dove vuoi, a testa in giù, nel cofano, nel casco, dove vuoi, e c'hai il binario a sgancio rapido. In più, cosa molto interessante, vedo
che c'è anche la famosa vitina. Questo attacco serve per attaccarci le fotocamere piuttosto che altri tipi di videocamere o altri accessori che lo prevedono. Ecco, questo è l'unico che non ho capito, cioè è sì una clip, però è troppo largo questo come attacco, non riesco, lo capirò dopo, dopo lo capisco. Addirittura il telecomandino a braccialetto, cioè praticamente tu te lo metti al polso, un click fai la fotografia, un click parte il video. Questo è veramente figata. Il suo case, ossia la sua gabbietta per attaccarla agli accessori, con l'attacco a vite di cui parlavamo prima, ma cosa molto interessante, anche dall'altro lato vedi c'è l'attacco a vite, il che significa che puoi attaccare o una seconda action cam o una macchina fotografica o qualsiasi altra diavoleria tu abbia che abbia questo attacco qui. Questo ulteriore aggancio che serve per collegare l'action cam con una rotazione a 180 gradi. Questo adattatore che come vedi serve per collegare l'action cam ma con un orientamento a 90 gradi, vedi? Il sempre utile attacco per bicicletta o comunque per attaccarlo su dei bastoni, vedi, è semplicissimo, te lo regoli svitando queste viti. Qui dentro c'hai la sua gommina per far grip, per non strisciarti giustamente il metallo, la parte dove vai a attaccarla, e poi qui l'attacco universale per attaccarci l'action cam, vari strap per attaccartela al polso, una seconda base biadesiva, ecco, andato via il sole questa però solo con l'aggancio a sgancio rapido. Beh, come accessori non lamentarti, c'è di tutto e di più. Questo è un altro aggancio, addirittura lo sportellino di scorta per la custodia subacquea, perché esatto ragazzi, hai indovinato, c'è anche la custodia subacquea, incredibile, molto carina, è fatta veramente bene. Beh, il suo cavetto USB cioè veramente io apprezzo quando c'è la passione nelle cose, perché vedi trovarsi dentro anche le fascette, il panno per la pulizia, i biadesivi di scorta, cioè fa bello. Questo è anche un ganzetto, una cordicella in acciaio, il famoso ganzetto di sicurezza. Un altro adattatore, qui fantastico, parlavamo appunto dell'aggancio a vite, qui abbiamo l'adattatore per attacco action cam universale con l'attacco vite, vedi, sia maschio che femmina, di tutto quello che c'è non manca niente. Una piccola prolunga con l'adattamento a 90 gradi, sempre con attacco rapido, e beh, se bisognava strafare, strafacciamo in bellezza. Una seconda batteria. Bene, ora non ci resta che trovare una micro SD da attaccargli e fare due prove. Eccoci qua, primo filmatino, guarda che, mamma mia, guarda che veramente il display è veramente di una fluidità estrema. Wow, allora ho recuperato la schedina SD, era dentro al tablet che lo uso come navigatore. Cosa mi serviva? Una schedina 32 giga, e allora l'ho messa qua, adesso me la tengo qua, no? Allora, tieni conto, adesso sono le l'1:30 del pomeriggio, devo anche scappare al lavoro e c'è del bel sole, quindi sì, effettivamente la giornata è molto chiara. In questa zona qui, diciamo, è una zona d'ombra, quindi adesso non so neanche ancora come si vede con questa telecamera, no? E adesso ti faccio vedere una ripresa dall'esterno. Cambio da luce a chiaro, vediamo come si comporta. E questa è l'esterno, diciamo, sì, una giornata abbastanza soleggiata. Adesso stiamo registrando a 1080 60 fotogrammi al secondo, il che significa che possiamo fare quell'effetto in slow motion, sai, rallentatore, fino al 50%. Cane, cosa dici di questa telecamerina? Sembra buono? La cosa buona, beh, il discorso del monitorino è fantastico, sembra abbia anche uno stabilizzatore integrato, perché vedo le riprese abbastanza fluide, no? Cioè non vedo tanto i miei tremoli, hai capito? Cosa buona, anche il display va in stand by, dopo un po' che registra va in stand by, ma basta cliccare un attimo il pulsante di registrazione e lui si riattiva. Il test lo proseguiamo dopo, vediamo da vicino come si comporta. Sembra addirittura che abbia una regolazione per la macro, forse non troppo, diciamo qui dalla scritta volt, guarda la scritta volt, sono
5 cm, massimo 6. Avviciniamoci. Ok, beh, giustamente come tutte le action cam non si può avere un macro esagerato. Beh, qua sei a 1 centimetro, 1 centimetro, c'è la lente che tocca il volto, qua 1,5 cm, 2. No, direi che si vede veramente egregiamente. Sigaretta elettronica in controluce, buono anche il controluce, non mi fa troppo quell'effetto silhouette. Qua stiamo riprendendo una parte metallica a 4 cm di distanza e qui è un po' una zona d'ombra, diciamo, cioè si fuori una giornata, però non siamo davanti alla finestra, vedo che si vede, almeno dal display dietro sembra vedersi molto bene, molto chiaro, molto nitido. Adesso vediamo poi nel computer cosa viene fuori. Ma io continuo a riprenderti un po' i dettagli. Mannaggia Succotto, allora, dunque, ora ho finito di lavorare, sono le 7 e qualcosa, quindi sera, buio, sto continuando sempre col test della camera, ci sono luci, movimento nel senso mi sto muovendo. Per quanto riguarda il microfono, tieni conto la cam ce l'ho in braccio, quindi distanza sarà 40 cm, 50 che sto tenendo, sì. Comunque è veramente simpatica perché praticamente l'obiettivo anche ce l'ha a sinistra, il pulsante per scattare ovviamente a destra, quindi io ce l'ho in mano quasi come una macchina fotografica, no? Ed è piccolissima, fuori sta roba. E sembra si stia vedendo bene e sembra abbia anche un buon stabilizzatore, cioè sembra, da quello che vedo io dal display. Sono curioso veramente di vederla nel computer, cosa ha combinato, cosa è venuto fuori. Cane! Oh cane! Ciao cane! Ciao cane! Allora, test estremo. Allora, qui è completamente buio all'interno del camper. Adesso accendo la luce fiocca, la luce diciamo più bassa. E adesso, ciao Amy, ciao! E adesso quella ancora più forte. Cavolo, sembra che abbia una buona luminosità, sembra. Dopo, cioè, ripeto, devo vedere nel computer cosa succede, ma nel display veramente vedo perfettamente. Vero cane che si vede perfettamente? Di la tua, sì, si vede perfettamente. Camper acceso, test con la luce in mezzo. Lì c'è la cam è a 1,5 m dalla luce e io sono a 1 metro dalla luce. Vero cane? No, perché sto facendo tutte queste prove perché se effettivamente si vede come si vede nel display, cacchio, io uso questa. Area più buia del camper, giustamente vedi scuro, ma anch'io vedo scuro nel display ma anche nella realtà. Accendiamo la luce. Sì, dai, leggermente più scuro rispetto alla realtà, ma poca roba, da provare. Poi Amy, anche il discorso è rallentamento. Amy, il rallentamento, ma sì, l'effetto rallenti, il slow motion bisogna guardare. Facciamo un slow motion io e te, che poi 60 fps, l'occhio umano ne percepisce 25, no? Per avere un movimento fluido dell'immagine, il che significa che possiamo, oltre che dimezzare il tempo, cioè non 3 volte più lento, però insomma con programmi di editing un po' più precisi di quelli standard, tipo non so, anche il Filmora ti consente, le ultime versioni, di scegliere proprio manualmente la velocità con numeri decimali che tu vuoi impostare. Quindi vero è, riusciamo a fare un 2, qualcosa e facciamo, brighiamo. C'è il monitorino dietro, cioè
dopo te lo farò vedere, lo filmerò con la reflex, di una fluidità incredibile, guarda che roba, fluidissimo. Ok, ed ora rendiamo un po' più difficile la situazione. Hop, buio pesto, tu sai che per chi la usa come me, Hoplite l'Action Cam è chiaro che sa tutti i punti pro e contro di queste telecamerine. Allora adesso la mettiamo nel piedistalletto qui, eccola qua, si è attaccata perfettamente alla gancio della GoPro, la attacco, accendiamo i fari, ok, perfetto, e adesso fra un po' partiamo. Tu sai che tutte le prove che sto facendo come sempre sono in tempo reale, quindi non c'è mai nulla di preparato. E premesso questo, adesso vediamo se questa Action Cam funziona anche con la presa della corrente attaccata. Quindi tu adesso stai registrando e io gli attacco la corrente. Giustamente devo accendere anche l'alimentazione, vediamo, 3, 2, 1, eh sì, i secondi stanno andando avanti e risulta in carica, cioè l'iconcina si è trasformata con il simbolo della carica, quindi per cui funziona anche da sottocarica. Questa è una cosa veramente molto interessante, quindi te la puoi lasciare, ad esempio se la usi per andare in giro con la macchina, col furgone, la moto, te la lasci sempre accesa nel cruscotto, quindi vedi dal display cosa sta inquadrando, e quando è ora di registrare basta che premi il pulsante di registrazione e lei è subito pronta. Questa è veramente una bella cosa. Pronti, partenza, via! Non c'è nessun microfono ovviamente collegato, quindi stiamo usando il microfono della cam. Adesso chiaramente il camper è anche freddo, fa rumore, aspetta che almeno gli mettiamo una seconda, eccolo qua, e vediamo un po' i cambiamenti di luce di sera. Saluti! Sembrerebbe molto bene, anche di sera. Poi da non dimenticare c'è anche l'app, ti scarichi l'app, la puoi comandare e filmare dall'app. Cosa significa? Questo più che altro per quando ti fai i video a te, no? Così vedi dove stai inquadrando, perché altrimenti se devi filmare in giro usi il suo display che è fenomenale. Sì, questo sì, è veramente un enorme punto a suo favore, il display. Io mi sono intrippato con questo display qua, cioè è importantissimo per me avere il display. Niente da ridire però, a parte questa macchina mi è capitata proprio adesso, io mi perdo la rincorsa. Wow, vai camperino, perché il motore è freddo, povero anima, dai, Bene Lemmy, digli, siamo pronti all'adventure. Allora cane, racconta, stiamo ancora utilizzando la Eagle 4K, l'Aquila 4 volte K, l'Aquila K, e stiamo andando sulle alzaie del Sile per trovarci, mi racconta bene, stiamo andando per trovare gli altri full timer e probabilmente anche qualche camperista, e proviamo a fare un'intervista stile Iene, della serie una domanda e poi ognuno a turno dà la sua risposta alla stessa domanda, no? Cosa dici? È una bella idea, puoi fare anche tu. È una bella idea copiare le idee. Sono tipo le 2 del pomeriggio, una roba del genere,
giornata nuvolosa, quindi poca luce sia all'interno del camper, ma questo insomma credo che l'hai capito. E devo ancora scaricare i filmini, devo ancora vedere come vengono, perché i signori dell'Aquila KK se vengono bene la userò veramente molto spesso, perché è molto comoda, soprattutto è anche comoda il fatto di averne due. Arrivati ragazzo, le riprese le faremo qui, cioè da qualche parte qui, e noi ci siamo parcheggiati, guarda, digli cane, tra una specie di parco, di campo, qui abbiamo anche una bella vista per il pranzo, e poi per il risveglio abbiamo la vista a fiume, cioè ogni parcheggio è calcolato ragazzo, qua nulla è a caso. E adesso niente, aspettiamo che arrivino gli altri. Chi c'è? Ah, è vero, non ho neanche anticipato, a parte che farò un'altra puntata per l'intervista, no? Però c'è la Bang, che è la Francesca, c'è Andrea Rocca, che è il ragazzo quello col furgone rosso, l'altro full timer, quindi siamo 3 full timer. Poi in arrivo abbiamo forse un camperista da Verona che è partito, adesso dopo li conoscerai tutti, e forse viene anche Mario, Mario! Oh, dove sei tu? E basta in teoria. Dove ma ha scritto c'è un altro full timer a Jesolo, ho scoperto, no? Guarda te, vabbè, uno scopre così. Solo che questo fine settimana è impegnato e quindi pazienza, perché sennò si aggregava anche lui. A parte che vabbè, magari faremo una puntata a parte, no? Così. Sì dai, faremo una puntata a parte con lui. Sai, che dici cane? Sai. Io l'acqua non l'ho fatta anche perché non ho intenzione di lavarmi adesso, cioè mi lavo piuttosto il ritorno domenica sera. Vedo già là c'è un bel bione alle squazze, quindi mi svuoto tutte le mie squazze. E cane, andiamo a farci un girettino approfittando che non piove. Dio, cosa c'era? C'era un animale enorme che è andato sott'acqua. Marroncino, che razza di animale era? Deve essere stato un capibara, sicuramente, cioè qua a Casier. No, ma io vedo che è arrivato un furgon. Secondo me questo è l'Ezio. Sì. Carissimo! Finalmente ti conosco di porca miseria. Aspetta che sono anche in savate, aspetta che scendo. Questo è l'Ezio, vedi? Questo è l'Ezio. Ciao cane pericoloso. Gnugna, vieni a salutare. Vieni. Dai, Gnugni. Vieni. Dai. Ciao bello, ciao. Mio figlio si è appena preso un, come si chiama, un Stafford, che cazzo ne so. American Stafford Sì, Terrier. a me, uno Stafford Shepherd senza America. Stafford Bull Terrier. La mia invece è tremenda. Pausa cane. Singano! Dove sei tu? Non posso neanche dire Singano, dita ben perché ho raffreddato. Vieni tu qua, dai, che fai i camperisti, il full timer, dai, Mario, dai, dai che ti aspettiamo, muovete. Oh, al raduno quello di Ferrara, ti avevo detto se ti venivi su anche a te testina. In massa distante, sa, dove andare a falegname, qua e là, spero liberare, sono qua. Ah, tranquillo, dai, saremo la prossima non manco. Maledetti prostituti. Alle 10:30 mi hanno svegliato, così di prima mattina proprio. Porco cane. Ai. Povero ragazzo, povero signore. Costretto. Però adesso ci prepariamo la colazione e ce la portiamo al bar lì fuori. Andiamo a fare la colazione al bar lì. Vedi il bar? Quale? Dice, il fiume no? Quello è il bar. Perché mi stavo sbirciando col cane di Andrea, eccolo lì, vedi? Io sbircio lui sbircia me. È lì che controlla, lo vedi nei sedili davanti. Lì che controlla le cose, vedi? Lei sono 2,99 €, è identica a quella che avevo prima che ne costava 15, Sì. tale quale. Sono andato a fare fuori strada, mi sono arrivate le porte finalmente che devo andare fino a Como a prenderle. Basta! Finalmente, con un altro daily.
Ah, le due sgnampe davanti. E quello, dice Ezio, giustamente è il parcheggio per la Ben, che non abbiamo lasciato, no? Quindi che gentili che siamo. Eh sì, siamo tanto gentili, cazzo. Ad euro delle cibi. No, non vedo. Contro luce non capisco niente. Fallo un po'. Sacchettino dimenticato. Io ne ho uno eventualmente. O forse ne ho due. Aspetta che ma no, non credo che abbia lo zoom, sto a vedere. No, non ha zoom questa. Oh! Ti prego, però. Spegni tutto. Oh! Brava Amy, molto brava. Che bello il cigno, hai visto? Ciao cigno! Felice di vederti, vedi? Proprio esprime la sua felicità così, vedi? Dice, eccola mi alzi poco le alette. Ehi! Andiamo. Ciao cigno. Sì, sì, sì. E questa, ragazza, è una fabbrica di non so cosa, vedi? Nelle puntine trovi sempre il massimo della precisione, ma della sincerità. Cioè, potevo dirti, è una fabbrica di zucchero, è una fabbrica di droga, invece no, è una fabbrica di cigni, che era anche più plausibile perché va da cigni. Invece no, è una fabbrica di non so cosa. È simpaticissima sta roba. Wow, guarda che bello, tutto, eccolo qua il cimitero delle barche. Ti dicevo, vedi? Qua era da portare la reflex, guarda che bello. Sì. Perché noi abbiamo i cani che oggi fanno i barman, che ci shakerano a destra e a sinistra. E non possiamo fare niente. Sì, è molto pittoresco. Magari con la fabbrica con le cisterne dietro non è quel granché, ma fa un po' quel contrasto, dai. Che c'è che il cigno che o sta morendo. Sì, una faiolata, sì. Vedi, nel dietro alle quinte pre-intervista abbiamo deciso di fare una cosa non zingara, mangiare in una pizzeria.
tutto c'è poco zingaro, però fate finta che siamo dentro al camper in qualche zona wild. Mia se vieni dentro di te. Se siete fuori, no. Ecco, vedi, adesso è arrivato l'altro componente, l'altro camperista. Ah, sì. Saluta. Ma mi stai... Io? filmando? No, assolutamente, mi piace tenere la macchinetta così, va tranquillo. Oh, che sono arrivati altri zingari ancora. Porco cane. Sto tirando su un zinganaio qua. E ora, muovi un attimo i misteri. Metti su le scarpe. Un altro camper singano. Ciao ragazzi, ciao, ciao, piacere Yuri, non siete ripresi, Ciao, andate Lorenzo, tranquilli. piacere. No, è vero, siete ripresi. No, non siamo ripresi, no. Ciao bel cane. Non ho neanche... Non ho Guarda, tirato neanche fuori la GoPro. quello non ti incazzi però, Porco cane. Mastiti via, no? Porco cane. Sì, ho tirato su proprio un singanaio. Allora, qui abbiamo il camper di Ezio che adesso in teoria ha detto vado a fare la pennica. Guarda che bel furgonato che ha Ezio, guarda, robe serie Ezio. Insomma, dai, Nemo. Dopo qua ci sono i nuovi amici, simpaticissimo, bellissimo. Di questo mi piacciono tanto i cerchi in lega. Adesso se non si offendono glieli inculo prima che vanno via. Dopo abbiamo il camper che altro singano. E dopo abbiamo il mio. E soprattutto qua abbiamo lasciato il parcheggio per la Ben, hai capito? Zingana bagnata, zingana fuori. Beato te? Praga. Sai cos'è? Cieco. È rito Veneto, ecco qua, giustamente voglio dire. Sono stato a Praga e vivo in Italia, verità. Che deve Sono caricare, avanzo cazzo, dell'Europa, ti piace, peccato. Fine maggio vado una settimana a Praga. Te lo tengo io, ce la fai? Adesso sotto Natale con questo. Ah sì, che fa. Sono stato l'anno scorso a maggio e ci Ma torno. tu giri il mondo, ma tu hai il camper No, ma che non è vado nuovo. col camper, non vado col camper. Sì, prima Sì. 200. Sì. Piove, sei ancora con la Eagle 4K. Adesso passeremo all'intervista, quindi faremo un'altra puntata per arrivare alla Ben. E lì credo che userò la reflex, anche perché insomma potete. Che ho 3 giorni di video. La GoPro piena, 32 GB pieni. Buono, Buongiorno. Buono che hai 32 giga 32 GB pieni. Ho 3 giorni di video da editare. Mamma mia. Che giornata. Io devo capire come non mettere le transizioni. Come? Non mettere le transizioni. Però è brutto vedere che passi da un'immagine all'altra. Tipo Come mettere le transizioni? No, come non trovare un modo per non mettere. Perché le transizioni boh, non è che mi piace più tanto. Però Le metti corte. tu non puoi mettere da e passi No, subito da qua tu fai, dentro il furgone. fai la capito? transizione, tipo che si sfuma eccetera, lui te la dà lunga di default tipo un secondo, tu la puoi stringere, E la stringo. mettere a un terzo di secondo, proprio- quindi l'occhio non vede che è una transizione, cioè il cervello non ci pensa che è una transizione, però non hai neanche il cambio secco, hai capito? Sì, Cioè è un sì. cambio più ammorbidito. Devo. E anche. Ah sì, col filmare, come fai a accelerarli? Doppio clic e dai la velocità. Sì, istruzioni di filmora. Istruzioni di film. Doppio clic. Doppio clic ok. sopra la parte video e dopo lì è la levetta. Sull'ultima versione puoi scegliere tu la velocità, te la scrivi tipo 1,24, cioè per assurdo. Per arrivare qua, non sto lì a farla filmare tutto un quarto Sì. d'ora. Mentre quelli vecchi hai 1, 2, 5, hai capito? Cioè qua poi la scrivi tu quella Sono che riuscito vuoi. alla fine a craccare la versione nuova, quindi. Buono. Noi non cracchiamo le cose. Io non cracca le cose. No, non cracchiamo le cose. Bene, è arrivata anche la Ben che sta facendo le manovre della Schumacher e come giustamente ci fanno notare abbiamo allestito un campo rom. Yeah. Guarda che carina, vi ha lasciato il posto apposta nella spazzeretta, guarda che carina. Aspetta. Vieni Ben, guarda qua, guarda alto. No, che bastardi. Di qua, dai. Di qua, è di qua l'uscita. Che ci attacchi qua la GoPro? Sì. Ciao, ciao. Ciao Selina. Francesca. Ah, Lorenza.
Sì, mi hanno scritto a me, lo so ancora a Treviso, sì che sono qua con Yuri, dai, arriviamo. Il transatlantico della Bang, 7 metri, sì sì sì. Ma dove lavori? 7 metri. Eh sì. Ma dov'è? Io abito a Mogliano. Cioè, è che no, non si capisce, quando c'è il mio in parte vedi è il doppio. Cos'hai? Cos'hai? Ciao Zingana. Come stai? Bene. Intanto Sì, infatti che stiamo in 6, sì, dai, suoncami. Tutti da Andrea qua. Tutti sentano, guarda queste Porca robe. troia. Questo è veramente... Ecco, qua sto ancora facendo i test della Eagle 4K. La mia morosa ha ragione a dire che non vuoi venire a vivere dentro lì perché è troppo piccolo. Anche fare, si può anche fare. Io devo andare a prelevare. Chiudo la recensione della Eagle 4K. La metti dentro nella custodia. E ringraziando Giulio che ci ha portato anche la colomba, quella invece no è la Bang che mangia patate, ma quella c'era già, e una bozza di prosecco. Cioè andiamo via alcolizzati quello qua, cioè dopo lo stereotipo del Veneto è proprio, sai, capisci? Va bene, dai. chiedetevi dov'è Andrea.